Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni. In questo sabato 10 gennaio 2026 si gioca la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1, arrivato alla 103esima edizione. Una buonasera da Enrico Giovannelli, in postazione di regia Leonida Romualdi, alla telecamera Andrea Burgio. Stasera purtroppo non c'è il pubblico al Capannino per la squalifica rimediata dopo la gara, prima l'ultima del 2025 contro il Forte dei Marmi. Dei fumogeni sono andati in pista e da lì la squalifica. Prima però concedeteci un ricordo, perché proprio oggi se ne andava, proprio nel giorno del 10 gennaio 2 anni fa, un caro amico, un dirigente, uno sportivo, Simone Pantani. Tra l'altro gli Ultras hanno preparato lo striscione, hanno messo in tribuna centrale. Passano gli anni, ma nei cuori rimani, sei sempre con noi, Simone Pantani. Tanto le squadre si stanno schierando a centropista, non so, chiedo a Leonida se abbiamo un piccolo ricordo, andiamo a vederlo. Bene, questo è appunto lo striscione nella tribuna centrale che ricorda l'indimenticato Simone Pantani. Andiamo subito allora con le formazioni di questo turno. Eccoli qui, tra l'Innocenti Ostruzione Follonica e il Breganze. Breganze schiera in porta Giuseppe Tagliapietra, poi Pietragostini, Niccolò Puccinelli, Nicola Agostini, Antonio Tagliapietra, Gabriel Cairo Porta, Giovanni Tagliapietra, Tommaso Volpe, Cristian Costenaro e l'altro portiere Marco Todeschini. In panchina Gabriele Tiella, il tecnico appunto dei rossoneri, con Puccinelli, Niccolò Puccinelli, appena arrivato dal CGC di Areggio. Nel Follonica c'è un'assenza pesantissima, quella di Federico Pagnini, influenzato. Mandiamo un saluto perché sicuramente sarà lì che guarderà questa partita. Eccolo qui, il riepilogo. Follonica con Marco Mugnaini in porta, poi il capitano Davide Banini, Lorenzo Tussedò Pasquale, Edoardo Fabbri, Francesco Banini, Marco Svega, Andrea Fantozzi, Adriano Maggi, Claudio Bracali, l'altro portiere Alessandro Rubega, l'allenatore Sergio Alberto Kashim Beja da Grasa Silva. Gli arbitri dell'incontro sono i due di Giovinazzo, Mauro Giangregorio e Francesco De Palma. Al tavolo Nello Lorenzoni di Follonica. Le indicazioni si possono anche sentire dalla nostra postazione, ma insomma questo è quanto. Le due squadre vengono da due stati d'animo sostanzialmente diversi, perché il Follonica sconfitto all'inizio dell'anno nel giorno della Befana a Lodi, una sconfitta pesantissima per 9-2, anche se ha portato in dote alla fine insomma la qualificazione ai quarti di Coppa Italia come ottava squadra in classifica, mentre il Breganze a Forte dei Marmi ha ottenuto il primo successo della stagione, 4-2, e quindi tutto sommato insomma il morale è cresciuto nella truppa di Gabriele Tiella. Una serata dove non ci sono tutte le partite, perché ci sono squadre impegnate in World Skate Europe dopo il turno anche di Champions League che si è giocato giovedì, ma insomma
Tanto è tutto pronto, inizia la partita. Queste le partite in programma tra Lodi e Castiglione, Grosseto contro Viareggio e Follonica appunto contro Breganze. Giocare senza pubblico, lo dico subito, non è divertente, solo pochi addetti ai lavori, fotografi, dirigenti in panchina e noi per la cronaca. Prova proprio Cairo, poi alla fine sfera per Costenaro, dietro a cercare con il numero 5 Pietro Agostini. C'è una filiera di fratelli in questa squadra, sostanzialmente la formazione che ha vinto la Serie A2 e anche il campionato Under 23, che ha giocato nel campionato Under 23 perché il Breganze insomma non ha voluto certo stravolgere la squadra, si è affidato insomma a chi ha portato in questa categoria, ma è chiaro che i risultati insomma contro delle corazzate sono difficili da ottenere, ma nessun dramma in nessun caso. Follonica invece questa sera recupera Francesco Banini, che era assente proprio a Lodi a causa dell'influenza, la gastroenterite l'ha tenuto fuori. Recupera anche Andrea Fantozzi, anche lui insomma non si era allenato tanto, sempre per i postumi influenzali, e quindi le squadre insomma si presentano certamente non al meglio della condizione. Come detto, non c'è anche Federico Pagnini. Fantozzi, Davide Banini, poi c'è il tiro di Francesco, la palla deviata, va a recuperarla Antonio Tagliapietra, 19enne, squadra giovanissima quella di Chiella. Tanto in area, pericolo, la spara fuori Pietro Agostini, era davanti a Mugnaini praticamente solissimo, non ha inquadrato lo specchio della porta. Lo rivediamo dalla telecamera bassa, la grande novità quest'anno qui al Capannino. Manovra sempre Follonica con Bracali, Davide Banini, cercare Fantozzi dietro per Francesco, che viene bloccato proprio da Pietro Agostini. Allora contropiede rossonero, Costenaro va al tiro, la palla deviata, recuperata facilmente da Banini. Ora Fantozzi prova anche lui il tiro, ma nessun problema per Giuseppe Tagliapietra. Nel Breganze non c'è più Stefano Dal Santo, che si è accasato al Montecchio, credo anche insieme al portiere Adria Català. Lui è arrivato dal Sandrigo in Serie A2. All'andata invece fu autore anche di un gol, quello del definitivo 5-3. Follonica andò in rete praticamente dopo 27 secondi con Andrea Fantozzi. Stasera ancora dopo 3 minuti e mezzo siamo fermi sullo 0-0 e tra l'altro Sergio Silva ha chiamato un time out, quindi quando si fermerà l'azione fermerà anche la partita. Va Davide Banini, le finte in aria, prova il tiro, la parata di Tagliapietra. Recupera il Breganze, che imposta con Antonio Tagliapietra, bloccato, poi la palla rimane nei pressi dell'area di rigore, la recupera ancora Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, poi il fallo di Francesco Banini e arriva, come detto, il time out chiamato da Sergio Silva. Panchina insieme a Silva c'è anche l'ex di questo match, Marcos Oscar Vega, che lui non era in buone condizioni fisiche, problema muscolare, non ha giocato praticamente a Lodi e vediamo se stasera potrà tornare in pista, anche se rischiarlo potrebbe complicargli poi il futuro.
Proprio Silva sta dando indicazioni. Ai suoi giocatori in panchina stasera ci sono, insieme nel Folone ci sono due ex importanti, Andrea Doria Tosi e Marco Golden Boy del Golfo Pagnini, schierati appunto come dirigenti accompagnatori. Riparte il match, sempre Breganze a impostare. Però sempre a centropista Costenaro, l'assist e poi il tiro con la paratissima di Marco Mugnaini. Ci ha provato Pietragostini, la risposta del 18enne Mugnaini, tra un paio di mesi ne compirà 19, ma per ora siamo sempre nel 1000esimo. Nei 18enni. Recupera Davide Banini per Francesco dietro porta, prova lo spazio, il tiro, il gol di Davide Banini, ha tagliato tutta l'area di rigore Davide Banini, Francesco l'ha servito e Davide in diagonale l'ha messa alle spalle di Tagliapietra. Lo rivediamo, Francesco aspetta, Davide va al tiro, nulla da fare per il portiere veneto. Davide Banini segna dunque l'1-0, assist al bacio di Francesco. Da dietro porta, nulla da fare per l'estremo difensore rossonero. Per Davide Banini, gol numero 14 in campionato. Intanto prova l'incursione Gabriel Cairo, fermato. Allora Francesco Banini, diagonale questa volta però Tagliapietra blocca tutto. Colonica recupera subito la pallina. Poi un altro tiro di Fantozzi largo. Sfera recuperata però dal Breganze che va in contropiede, il passaggio in mezzo. Mugnaini intercetta. Poi prova ancora Pietragostini, bloccato. Può ripartire Fantozzi, che lui spinto un po' da dietro, recupera la pallina al Follonica. Bracali, cercare Francesco Banini, indicazioni dunque di Sergio Silva hanno fruttato subito. Intanto c'è il gol di Francesco Banini, il Follonica segna il 2-0, l'assist di Fantozzi, un tocco mortifero sul secondo palo e Francesco Banini non si è lasciato sorprendere. 2-0. Lo rivediamo, il passaggio millimetrico, il tocco al volo di Francesco Banini e quindi 6 minuti e 38 secondi. Anche Francesco Banini entra tra i marcatori, questa volta l'assist lo rivediamo anche dal basso di Fantozzi per il 2-0. Francesco Banini non aveva segnato nella partita d'andata, lo fa in questa di ritorno e soprattutto ha messo dentro il suo 15° gol in campionato. Finito il time out chiamato da Gabriele Tiella, si torna a giocare.
Pallina che torna immediatamente sulle stecche dei giocatori del Follonica. Braccali, Francesco Banini, Davide, Fantozzi hanno fatto circolare benissimo la sfera tutti i giocatori. Ancora Davide Banini, c'è possibilità di passaggio, adesso si appoggia dietro porta su Claudio Braccali, cercare ancora Davide, scusate, era Francesco Banini. Ora Fantozzi tenta di dare velocità, ancora in area, poi passaggio indietro per Braccali, Davide Banini butta la pallina, capitano del Follonia, perché stavano scadendo i 45 secondi. Prova a dare intensità adesso Tommaso Volpe, sfera per Antonio Tagliapietra. Volpe, non c'è stasera Jacopo, convocato come detto Niccolò Puccinelli, appena arrivato dal CGC Viareggio. Ancora Volpe, tenta di mettere in mezzo, la pallina filtra, sempre Breganze che deve arrivare alla conclusione, lo fa, c'è la respinta di Mugnaini, subito Braccali che rimane in possesso, tallonato da Cairo. Allora Volpe, l'ex giocatore anche del Sarzana, poi la bella girata da parte di Cairo sull'inserimento da sinistra, c'è la risposta di Mugnaini. Sempre però Breganze, se ne sono andati praticamente 9 minuti nel corso del primo tempo. Il gol dopo quasi 5 di Davide Banini e al 6:38 di Francesco hanno portato il Follonica sul 2-0. Tanto Fantozzi, Davide Banini, Braccali, ci prova ancora Fantozzi, la spara fuori. Si lamenta Andrea Fantozzi perché voleva un tocco di un avversario. Andiamo a rivederlo. Difficile stabilirlo, ma insomma la pallina è uscita anche oltre la rete. Ecco, adesso la rimessa in gioco da parte del Breganze. Non riesce a controllare la sfera quintetto rossonero, allora può ripartire il Follonica con Davide Banini, Fantozzi dietro per Francesco, ancora Braccali, nessun cambio da parte di Silva, mentre Giovanni Tagliapietra ha avuto la meglio. Poi Cairo, ancora Cairo, limite dell'area, l'ha preso però Francesco Banini. Si lotta ancora Cairo sulla sfera, chiuso da Fantozzi, viene fischiato un fallo. Falli di squadra fin qui 3, quelli commessi dal Follonica, nessuno dal Breganze, ma insomma nei primi 10 minuti. Ancora Davide Banini, ricorda ancora partita senza pubblico, mentre è arrivato il primo fallo di squadra del Breganze. Prova ancora Cairo che mette in mezzo, intercetta Davide Banini. Ora Francesco, diagonale, insidioso ma largo. Dicevo appunto senza pubblico, per la squalifica rimediata come società recidiva per i fumogeni nella gara contro il Forte, vinta tra l'altro dal Follonica.
Entrato in pista adesso Niccolò Puccinelli, ultimo arrivato in casa rossonera. Fantozzi, poi Breganze che recupera, il lancio in avanti per Pietragostini. Agostini prova il tiro, troppe gambe però davanti a lui. Tanto finisce a terra Fantozzi, non c'è fischio, anzi scusate, è entrato in pista Fabbri, Edoardo Fabbri con il numero 97. Poi in aria Francesco Banini si lamenta per un tocco, gli arbitri fanno proseguire, chiesto il fallo che in caso sarebbe stato un tiro di rigore. Ancora Fabbri, Davide Banini, ancora Davide, Fantozzi, Francesco Banini, Colonica amministra e poi va il tiro, una gran cannonata dagli 8 metri ma larga. Abbiamo superato metà del primo tempo, mentre arriva un fischio e credo un cartellino giallo per Niccolò Puccinelli che era andato giù. Per l'arbitro, andiamo a rivederlo, per l'arbitro Mauro Giangregorio invece ha un po' accentuato la caduta. Primo ammonito dunque questa partita. Manovra allora Fabbri, Fantozzi, andiamo a cercare Francesco Banini, ora Fabbri. Colonica però è sempre a centropista, parte poi Francesco Banini, slalom, l'ha preso Giovanni Tagliapietra e poi ci prova Puccinelli, Puccinelli al tiro, vola e salva Mugnaini. Partita scorre via velocissima, pochi falli, poche interruzioni. Poi il lancio illuminante di Fabbri, ma non c'è arrivato Tussedò che è entrato in pista. Lorenzo Pasqual Tussedò, ex San Martín di Mendoza, lui giovane argentino di 19 anni. Tanto recupera Volpe, gran botta da sinistra. Tommaso Volpe, 21enne. C'è la risposta ancora di Mugnaini. Ora Tussedò. Cercare Fantozzi. Fantozzi al tiro, ma proprio il pattino di Puccinelli. Ora Francesco Banini. Fantozzi riesce a servire Fabbri. Tussedò prova ad andarsene a destra, mette in mezzo, recupera ma non può arrivare al tiro Fantozzi. Poi perde la pallina Follonica. Può ripartire Pietragostini che sbaglia l'appoggio. Va Fabbri. Fabbri le finte su Volpe. Scarico ancora. Cercare Fantozzi. Francesco Banini.
Un po' di traffico in quella zona. Alla fine la recupera il Breganze. Tiro, la parata di Tagliapietra, allora c'è il contropiede, la conclusione pericolosa di Giovanni Tagliapietra. Sarà ingaggio, pallina schizza in aria, la recupera Davide Banini che tenta di servire. E poi c'è il gol da parte di Tussedò. Non era ben chiaro, ma la pallina si è infilata a fil di palo. Il Follonica scappa via. 3-0, 3-0. Lo rivediamo, il passaggio per Tussedò. La pallina scavalca sostanzialmente Giuseppe Tagliapietra e si insacca dalla parte opposta. Tussedò segna il suo secondo gol in campionato, il primo l'aveva proprio realizzato all'andata. Recupera Bracali, poi indietro ancora per Lorenzo Pasquale. Tussedò, Davide Banini, però ancora Fabbri, chiuso. Ancora Davide Banini, va al tiro, palla recuperata subito dal Breganze che prova con Pietragostini. Ora un tiro dalla lunga distanza, va a Fabbri, più lesto di tutti. Cercare Davide Banini. Sempre Follonica in attacco, ma la gara, come detto, non è animata. Sembra brutto dirlo, ma poco più di un allenamento. Non c'è pressione, non c'è cattiveria in ogni azione. Follonica sta controllando in questo primo tempo. Davide Banini al tiro largo, palla alta, messa in gioco per il Breganze che manovra con Giovanni Tagliapietra, poi ancora centropista Volpe. Volpe prova un allungo, pallina respinta. Allora Cairo, figlio d'arte, Gabriel Cairo porta. Bracali recupera, Davide Banini scatta, che ha fatto strada a Fabbri. Sfera che rimane lì, c'è anche il tiro e la parata di Giuseppe Tagliapietra. Adesso contropiede azzurro, Tussedò, Davide Banini che la mette in mezzo, non può arrivarci Fabbri. Andiamo a cercare Bracali, 6 minuti alla fine del primo tempo, arriva un fallo, la spinta probabilmente il blocco di Davide Banini. Ora qualche cambio. E arriva
Un altro time out chiamato da Gabriele Tiella. Breganze è una società storica comunque dell'hockey italiano, fondata nel 62, ha vinto anche 5 scudetti. Un paio di Coppa Italia e anche 4 Supercoppe. Ne vediamo intanto qualche azione. Dicevo, di campionati ne ha 22 Breganze nella sua storia, 5 insieme appunto 4 Coppa Italia. Questi sono i risultati delle altre piste. Il Lodi avanti 5-0 sul Castiglione, che ha perso con il cartellino rosso Maldini. Il Grosseto era sotto 2-0, che ha recuperato sul Viareggio. E come detto qui a Follonica 3-0 degli azzurri sul Breganze. Tanto la sfera arriva addirittura a Mugnaini, che riesce a servire un compagno. Poi il lancio in avanti per Davide Banini, inseguito da Puccinelli. Sempre Follonica, Davide Banini. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Bracali. Ancora Davide, non ha un buon controllo, si lamenta forse per un tocco sul bastone. Breganze ha vinto i campionati nel 76 e nel 79, ai tempi dell'Averda. Poi in aria finisce a terra Puccinelli, può ripartire il Follonica. Andiamo a cercare Tussedo, che butta la pallina in avanti, bloccato. Allora l'ha recuperata Tagliapietra. Dietro per Davide Banini, allontana Cairo. Sempre Breganze che però in allungo non recupera. E allora Follonica che può impostare una nuova azione. Davide Banini mette in mezzo, per poco non ci arriva Adriano Maggi. Ora Francesco Banini che spara un tiro, c'è la respinta di Giuseppe Tagliapietra. Poi in avanti lancio recuperato da Claudio Bracali. Davide Banini non era posizionato al meglio, recupera Costenaro. Poi il tiro a parte di Puccinelli, c'è la respinta di Mugnaini. Ancora Davide. Si gira un po' a largo nella porta rossonera. Fantozzi, ultimi 2 minuti e mezzo. Prova il tiro Francesco Banini, la difesa respinge Davide. Ora Maggi pensa alla conclusione, una gran botta, ma lì c'è Giuseppe Tagliapietra.
E allora siamo già dalla parte opposta. Mugnaini in qualche modo va alla deviazione sul passaggio centrale di Pietragostini. Poi alla fine Costenaro commette fallo. Mentre Sergio Silva chiama un time out a 2 minuti poco più dalla sirena nella prima frazione. Match fin qui condotto dal Follonia. Non so se possiamo rivedere magari qualche gol. Chiedo a Leonida Romualdi. Questo è il primo gol di Francesco Banini per Davide, che in diagonale fa secco Giuseppe Tagliapietra. Poi qui Fantozzi serve Francesco Banini che insacca, e poi questo è il gol di Tussedò. Sfera che finisce fuori dalla pista. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti. Questo è inquadrato lo striscione che campeggia da 2 anni al Capannino. Oggi si ricorda appunto la scomparsa di Simone Pantani. Prova alza e schiaccia Francesco Banini. La palla è in fondo al sacco e dunque 4-0. Francesco Banini. Si lotta ancora. Il Follonia che allontana verso Fantozzi. Davide Banini. Può ripartire il Breganze in questo finale. Cairo nell'angolo. Si lotta ancora, alla fine finisce a terra il giocatore del Follonica, Francesco Banini. Lo rivediamo. Ancora Davide. C'è il tocco del portiere, Follonia che può ancora amministrare, ma c'è l'ingaggio. Si lamenta Francesco Banini. Lo rivediamo, magari dal basso, non so. Diceva la pallina era entrata, ma intanto Francesco Banini va a commettere fallo. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Cairo la butta in avanti. Poi però si allunga la pallina. Ora Costenaro. Poi al limite dell'area il tiro e c'è la parata di Mugnaini. Spettacolare sul tiro di Antonio Tagliapietra. Si rimane sul 4-0. Ancora proteste, gli arbitri fanno proseguire. Pietragostini
fa strada Cairo, Agostini rimane in possesso, Costenaro pensa anche al tiro ma è largo, e allora finisce qui il primo tempo, si va a riposo con il Follonica avanti 4-0, una partita sostanzialmente condotta senza grossi patemi. Mugnaini ha salvato almeno 2 o 3 occasioni, ma poi insomma le reti del Follonica stanno facendo la differenza. Con questo allora è davvero tutto, a risentirci all'inizio della ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare la ripresa tra Innocenti Ostruzioni Follonica e Breganze. Io mi devo scusare con Davide Banini perché sul tiro di Tussedò del gol del 3-0 era stato poi Dadda al volo a infilarla nel sacco, quindi doppietta di Davide Banini e doppietta di Francesco Banini, quindi Davide sale a 15 gol e Francesco sale a 16 gol in campionato. La ripresa il secondo tempo. Cairo. Sulle altre piste, squadra all'intervallo, il Lodi avanti 6-0 sul Castiglione, 2-2 tra Grosseto e Viareggio. Intanto c'è il gol ancora del Follonica. Segnato Andrea Fantozzi. Subito, anzi scusate, Claudio Bracali. Sera non azzecca una. Gol di Claudio Bracali dopo praticamente 45 secondi per il 5-0. Recupera la pallina intanto Fantozzi in aria per Francesco Banini che tocca la sfera ma la pallina si insacca. Non so se possiamo rivedere il gol del 5-0. Sì, diamo ampio merito a Claudio Bracali che si infila in area e praticamente a porta vuota insacca il suo secondo gol in campionato. Recupera Francesco Banini, è proprio Bracali, poi c'è un fallo mentre c'è problema per il portiere del Follonica che deve sistemarsi l'attrezzatura. Può tornare a giocare Fantozzi, Bracali aspetta l'arrivo di qualche compagno, si appoggia ancora su Davide Banini, sporcata la sfera, allora c'è il tiro tentato da parte di Pietragostini, la respinta del Follonica, poi in area Bracali va a franare sulla porta, allora Breganze già dalla parte opposta, Davide Banini ferma tutto. Ancora Francesco tenta di mettersi in proprio ma viene fermato, recupera Pietragostini, Francesco va a commettere fallo. Ancora Pietragostini, passaggio a centro area, la pallina schizza fuori dalla pista del Capannino. La messa in gioco sempre rossonera. Scatta ancora Pietragostini, chiuso però da Davide Banini. Poi indietro a cercare ancora Pietragostini, assist per Cairo che non ha un buon controllo. Poi il palo colpito da Davide Banini, può ripartire il Breganze, poi il tiro al volo di Cairo ma finisce alto sulla traversa di Mugnaini. Ancora Davide Banini, conclusione questa volta
Giuseppe Tagliapietra fa buona guardia, poi il tiro di Giovanni Tagliapietra deviato da Fantozzi. Partono i rossoneri, passaggio per Pietragostini, poi il tiro tentato da Giovanni Tagliapietra, pallina nell'angolo, Fantozzi va a recupero, poi salta l'avversario, fa praticamente tutta la pista, poi l'assist al centro per Francesco Banini. È stata una piccola deviazione, sempre Francesco, ancora Fantozzi, Davide Banini, ancora Fantozzi, Francesco Banini attacca da destra, chiuso da Giovanni Tagliapietra, poi arriva un fischio. Ricordo i due arbitri di Giovinazzo, Mauro Giangregorio e Francesco De Palma. Arriva un cartellino blu per Francesco Banini. Devo dire la verità, non ho ben capito cosa è successo, infatti stanno tutti chiedendo spiegazioni. Comunque 4:26, un blu a Francesco Banini, probabilmente intervento su Tagliapietra. Non so se possiamo rivedere l'azione, sta provando Leone da Romualdi. Quindi adesso 2 minuti di power play in favore del Breganze. Solanica deve difendersi, il tiro, la palla sull'esterno della rete, chiamato subito l'ingaggio. Citamenti anche di Tiella dalla panchina. Prova Giovanni Tagliapietra a impostare l'azione, poi il tiro al volo di Volpe, la parata di Mugnaini, Davide Banini la butta in avanti ma intercetta Giovanni Tagliapietra, il fallo di Fantozzi, sale il conto. Prova ancora allora il Breganze. Però non riesce a sfondare. Ci prova Cairo, bloccato. Allora Davide Banini porta a spasso la pallina attaccata alla stecca. Lo prende addirittura Tagliapietra. Portiere Giuseppe. E ora Pietragostini. Tiro largo. Facile per Cairo. Breganze insiste alla ricerca del gol della bandiera, anche se manca una vita alla fine della partita. Ancora Mugnaini che ferma tutto, viene chiamato l'ingaggio. Si lotta ancora Davide Banini la meglio, si libera di Cairo e parte in contropiede Fantozzi. Folloni è un giocatore in meno, ma ha provato questa sortita. Ora Cairo e c'è il gol del Breganze realizzato da Pietro Agostini sul suggerimento di Cairo. Lo rivediamo. Cairo per Agostini che al volo beffa Mugnaini.
6-13. Ricordiamolo, in power play. Finito allora la superiorità numerica, intanto Mugnaini va alla parata. Si torna a giocare con 4 uomini di movimento per parte. Fantozzi. Davide Banini. Ancora Fantozzi, Davide Banini, il tiro. C'è la risposta di Giuseppe Tagliapietra. Poi la recupera il Follonica. Fantozzi per Bracali, il tiro, la porta è vuota, gol. Anzi, ancora Davide Banini. 6-1, tripletta per Davide Banini. Un tap in. Lo rivediamo. La sentenza Davide Banini. 7-11 sul cronometro. Con questi 3 gol sale a quota 16. Capitano del Follonica Dadda Banini. Chiede il portiere Giuseppe Tagliapietra di asciugare davanti alla sua porta. Praticamente in un minuto il gol di Pietragostini e poi quello di Davide Banini. Ancora qualche attimo, poi potrà riprendere la partita. Breganze che prova con Pietragostini. Lui ha segnato l'8º gol in questo campionato. Poi in area, pericolo, Mugnaini allontana. Poi Fantozzi per Tussedo, poi finisce a terra il giocatore del Follonica, in particolare Fabbri, dietro per Francesco Banini. Ancora Francesco, nuovamente il tiro, palo. Sfortunato in questa occasione Francesco Banini. Sempre Breganze. Agostini tenta di entrare in area con la pallina nell'angolo. Arriva un fischio. Rialzato il giocatore veneto, la rimessa in gioco però è del Follonica. Francesco Banini, Tussedo, Fantozzi che stenta a liberarsi di un avversario, mette in mezzo e c'è il gol di Edoardo Fabbri. 7-1. Fabbri è entrato, pianta stabile a questo punto in prima squadra. 8 minuti e 36, arriva anche un time out per lui, secondo gol in stagione. Il primo l'aveva realizzato proprio la scorsa settimana a Lodi. Lo rivediamo, l'assist di Fantozzi. E il gol del 7-1.
Finito allora il minuto di sospensione. Parte Pietragostini, dietro per Costenaro, sempre però a centropista, passaggio per Tommaso Volpe, va anche al tiro, ma lì Mugnaini fa buona guardia, e allora Francesco Banini in area, bloccato da Costenaro. Follonica, recuperato la pallina, Volpe, arriva però Tussedò per Fantozzi, Francesco Banini per il passaggio di ritorno, bloccato in area, poi prova la conclusione Antonio Tagliapietra, alta. Siamo già dalla parte opposta, sfera che carambola verso Costenaro, poi la rimessa in gioco sarà per il Breganze. Mentre Sergio Silva, dopo 9 minuti e mezzo, poco più, manda in porta il secondo portiere Alessandro Rubega. L'ex Trissino per avere almeno un quarto d'ora di partita a disposizione. Volpe, il tiro di Costenaro, la pallina larga, in qualche modo Rubega la domestica, va Francesco Banini, nuovamente al tiro, la palla deviata, la recupera Costenaro, ci prova Pietragostini largo, la messa in gioco però è del Follonica. Altri cambi, rientra in pista Davide Banini, sempre il capitano degli azzurri. Poi il fallo commesso su Fabbri, in pista c'è anche Maggi in questa fase insieme a Tussedò. Stavolta il fallo ai danni del giocatore del Breganze, ma gli arbitri chiamano un po' di calma. Puccinelli, Agostini. Poi in aria Tagliapietra allontana. Recupera Antonio Tagliapietra. Sfera che in questo caso finisce fuori dalla pista. Va addirittura il tecnico del Follonica Sergio Silva a recuperare la pallina. Ancora Pietragostini, le finte, disorienta per un attimo Maggi, deve cercare Costenaro, la butta in mezzo, viene strattonato Puccinelli, sale dunque
Prova il tiro Costenaro, largo, che in questo caso sfera che finisce fuori dalla pista, e sempre Sergio Silva va a recuperarla. Prova ancora Agostini, nulla da fare. Colonica riparte, siamo già in zona d'attacco con Davide Banini. Tussedò, Maggi, ancora Tussedò, Davide Banini. Ancora Davide Banini, la mette ancora a rimorchio ma non arriva al compagno. Allora Breganze, ma Davide Banini è già tornato in area a riprendersi la pallina. Tussedò, poi il tiro respinto da Rubega. Antonio Tagliapietra, seguito da Davide Banini, la palla rimane lì, carambolata anche sulla rete e dunque ci sarà ingaggio. Sulla sfera proprio Antonio Tagliapietra e Davide Banini, pallina che carambola nella zona di Tussedò che poi subisce fallo. Si lancia Maggi, che dialoga con Fabbri. Ancora Maggi in area, c'è la respinta, sempre Adriano Maggi. Poi alla fine arriva un fischio ed è rigore trattenuto Fabbri. Lo rivediamo dal basso. Fallo di Costenaro. Entra in pista Fantozzi per battere il penalty. 13:20. Va Fantozzi in avanzamento, le finte, c'è la parata di Tagliapietra. Si rimane dunque sul 7-1. Bella la parata di Giuseppe Tagliapietra sulle finte e controfinte di Andrea Fantozzi. Pietragostini, Costenaro, ancora Puccinelli, prova la conclusione, poi si lotta la balaustra, non c'è fischio. In qualche modo recupera Maggi. Maggi mette sul secondo palo, Tagliapietra allontana. 11 minuti esatti alla fine del match. Sul risultato c'è poco da dire. Colonica ha praticamente sempre comandato questa partita. Poi in area ancora Davide Banini, c'è la parata, anzi no, c'è il gol di Davide Banini, la pallina ha carambolato anche in questo caso sul portiere e poi Davide Banini ha messa dentro, quindi poker per Dadda. (8-1). Tussedò, Bracali,
recupera la pallina Tagliapietra, ma la perde subito e c'è un altro gol del Follonica. Questa volta ha segnato davvero Tussedò, 9-1. Pasquale Tussedò, 15-09. Ci prova ancora Davide Banini, questa volta per un niente non ci arriva Claudio Bracali. Follonica sta gestendo a piacimento il match, mentre Sergio Silva, chiamato a rientrare in pista anche Francesco Banini. Pallina buttata in avanti, Bracali può andare a recuperarla. Davide Banini va a Maggi. Maggi tenta l'assist ma bloccato da da entrato in pista con il numero 9 Nicola Agostini. Poi in aria cerca di controllarla Antonio e arriva un time out chiamato da Gabriele Tiella. Andiamo a rivederci le ultime azioni. Questo è il rigore in avanzamento di Fantozzi, la parata di Tagliapietra. Mentre i due tecnici stanno dando le ultime indicazioni alla squadra. Qui Davide Banini, c'era stata la parata del portiere, poi il gol e poi ancora Tussedò sull'assist ancora di Davide Banini, protagonista assoluto. Finito allora il time out, c'è da giocare 8 minuti e mezzo di questa 14ª giornata prima del ritorno del campionato di Serie 1 dal Capannino di Follonica alla pista Antonio Armeni tra Innocenti Costruzioni Follonica e Breganze. Match subito in discesa per la formazione maremmana, che poi è diventata una sorta di goleada. C'è un tiro di Francesco Banini largo. Alla fine 4 gol per Davide Banini, doppietta per Francesco e reti di Claudio Bracali, Edoardo Fabbri e Lorenzo Pasquale Tussedò. Tanto dalle altre piste, Lodi avanti 6-0 sul Castiglione, il Grosseto 4-2 sul Viareggio, il Viareggio fin qui imbattuto. Sta soffrendo di fronte all'ex Massimo Mariotti. Ancora in aria, ferma tutto Tagliapietra, la pallina rimane lì. In qualche modo la difesa del Breganze allontana. Antonio Tagliapietra recupera, poi para Rubega. Sono gli applausi anche della panchina, della sua panchina. Può ripartire il Breganze, Costenaro, poi recupera Tussedò, ferma tutto Tagliapietra, ora Costenaro.
Sempre Follonica, Francesco Banini che invece di tirare ha provato l'assist. La difesa allontanato. Poi Maggi per Tussedo. Recupera però Costenaro. Costenaro ha un po' di spazio. Tenta anche lui un assist a cercare Antonio Tagliapietra. Palla un po' lunga. Ricordo nel Follonica assente Federico Pagnini. Casa con l'influenza. Tanto Fabbri. Claudio Barcali. Poi Fantozzi, andiamo a cercare Francesco Banini, subito la pallina rispedita in avanti. Alla fine finisce a terra il giocatore del Breganze sulla pressione di Claudio Barcali, quindi 10° fallo commesso dal Follonica che porta al tiro libero il Breganze. Va Pietro Agostini a sfidare Rubega. Parte Agostini, le finte, poi si allunga un po' la pallina, si salva il Follonica. Si rimane allora sul 9-1. Francesco Banini. Ora Fantozzi, Bracali. Sempre Francesco Banini, però viene fermato. Allora Pietragostini gli fa strada Cairo. Agostini, il tiro. C'è la parata di Rubega. Ora Fantozzi per Fabbri. Sono gli urlacci di Silva. Voleva il passaggio di ritorno da parte di Edoardo Fabbri. Ancora Breganze, Rubega ferma tutto, tiro di Cairo. Allora Fantozzi e anche Tagliapietra gli dice di no. Poi il lancio di Cairo intercettato da Fantozzi. Francesco Banini, ancora le finte, Banini va al tiro, para ancora Tagliapietra, ma ormai insomma nello sport. Intanto il gol del Breganze ha segnato Cairo, Gabriel Cairo, 21-25. Time out chiamato da Sergio Silva, fa 9-2. Non so se possiamo rivedere ancora una volta, perché comunque è un bel gol quello di Cairo, suo 9° centro in campionato. Sul passaggio di Volpe, Cairo gira in rete. Sulle altre piste, le altre 2 piste dove stiamo giocando, il Lodi avanti 7-1 sul Castiglione, il Grosseto avanti sempre 4-2 sul Viareggio. Questo insomma è un risultato importantissimo quando mancano una decina di minuti alla fine. Qui a Follonica invece andiamo di corsa, non c'è sostanzialmente animosità tra le 2 squadre, anche se insomma i falli alla fine sono stati 10 del Follonica, 7 del Breganze. C'è stato anche un cartellino blu, neanche un rigore, quindi
poi il tiro anche del 10° fallo per il Breganze. Prova ancora Francesco Banini, pallina sempre sulle stecche dei giocatori del Follonica. Ci prova Fantozzi, ce l'ha respinta la parata di Giuseppe Tagliapietra. Francesco Banini, ancora Fantozzi, uno dei pochi a non essere andato in rete nel Follonica. Intanto Volpe mette in mezzo, para Rubega, sempre però Breganze con Cairo, ancora Volpe bloccato. Francesco Banini tenta di far partire Andrea Fantozzi, ma sfera decisamente lunga. Ancora Breganze, centropista, Cairo, chiuso da Claudio Bracali che commette fallo. C'è la punizione, passo fuori dall'area di rigore. Pallina verso Cairo che va al tiro, Rubega allontana, sempre Cairo però perde la sfera, allora Francesco Banini ha possibilità, conclusione, c'è l'uscita di Tagliapietra che chiude lo specchio. Si rimane dunque sul 9-2. Giovanni Tagliapietra, poi il tiro sull'esterno della rete di Nicola Agostini. Francesco Banini, Bracali, serve Fantozzi, Fantozzi davanti al portiere, ma Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra riesce ad allontanare. Ha provato nuovamente il Breganze, ora Francesco Banini, siamo entrati nell'ultimo minuto. Francesco Banini, le finte, conclusione, la pallina filtra ma può recuperare il Cairo. Poi ancora centropista, per l'ultima azione va Giovanni Tagliapietra, però lo prende il Follonica, poi recupera questa volta Tommaso Volpe e riscatta proprio il 9-2 subito pochi giorni fa a Lodi nell'ultima di andata. Match, come detto, comandato dalla formazione di Sergio Silva, c'è poco da dire. In rete proprio piacimento i giocatori maremmani. Alla fine 4 gol per Davide Banini, doppietta per Francesco, reti per Claudio Bracali, Edoardo Fabbri e Lorenzo Pasquale Tussedò. Nel Breganze a rete Pietro Agostini e Gabriel Cairo. Porta. Le squadre si stanno salutando, rivediamo i gol. 1-0 firmato da Davide Banini, l'assist del fratello Francesco. Il 2-0 porta la firma di Francesco Banini su assist di Fantozzi. Poi il tiro con il portiere che in qualche modo frena
a conclusione di Dussedo e al volo Davide Banini, poi ancora Francesco Banini dietro la porta, alza e schiaccia, poi nella ripresa Fantozzi per Claudio Bracali, gol del 5-0, 5-1 di Pietragostini del Breganze, poi Davide Banini per il 6-1, arriva Fantozzi che serve a Fabbri il gol del 7-1, poi ancora Davide Banini per l'8-1, la rete di Pasquale Dussedo per il 9-1 e infine l'ultima segnatura di Cairo del Breganze per il 9-2. I giocatori del Follonica vanno a farsi una foto sotto lo striscione che ricorda Simone Pantani. Oggi sono 2 anni esatti che è scomparso il dirigente, giovane dirigente del Follonica, quindi anche se a porte chiuse è stato ricordato dai tifosi e questo è il ricordo di Simone Pantani. Con questo credo che sia davvero tutto dal Capannino, grazie alle riprese di Andrea Buggio, grazie alla regia di Leonida Romualdi, da Enrico Giovannelli, un saluto e ringraziamento. Alle prossime sfide con l'hockey su pista. Sei tutto matto, ma cosa c'è di strano? Somebody to love, find me somebody to love, somebody to love, find me somebody to love.